Inaugurazione del Ponte Vecchio, istruzioni per l'uso. Il programma delle celebrazioni, dall'arrivo delle autorità alla sfilata degli alpini, passando chiaramente per il taglio del nastro, è circoscritto nel triangolo Angarano, Piazza Castello e Piazza Libertà. Si inizia alle 8:30 nello spiazzo davanti al Teatro Gobbi, dove gli invitati ufficiali, circa 300, dovranno esibire il Green Pass e prendere posto per assistere alla prima parte dell'evento. Alle 9:30 prenderanno parola le autorità, fra cui il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Interverranno anche il ministro alle disabilità Erika Stefani, il cardinale Pietro Parolin e il presidente dell'ANA Sebastiano Favero. Da Roma è atteso anche un esponente del governo. Dopo l'inno nazionale, verso le 11, una ristretta delegazione composta da 15 persone si incamminerà lungo via Gamba verso il Ponte Vecchio per il taglio del nastro. A questo punto saranno circa le 12, spazio per la grande sfilata degli alpini. In 800 attraverseranno il Monumento Nazionale in rappresentanza di 80 sezioni provenienti da tutta Italia. Una lunga scia di penne nere che da Angarano salirà lungo via Ferracina, via Bellavitis per confluire in Piazza Libertà. Dietro agli alpini procederanno i rappresentanti dell'amministrazione comunale e i consiglieri cittadini. Nell'intera area si potrà accedere solo con Green Pass, la capienza massima consentita dalle autorità è di 20.000 persone nell'anello esterno. Al lavoro, per la sicurezza e per le mansioni di controllo, oltre 180 appartenenti alla protezione civile, 150 alpini e numerosi volontari.